Eder, Mech, Pallister. Sono 2 anni che parliamo del fatto che in casa di Sebastiano ci sia una ricetrasmittente e invece Sebastiano ieri ha specificato che si tratta solo di una radiolina innocua. Capisci? Il Yaesu VR120 è un ricevitore portatile a larga banda prodotto da Yaesu. È progettato per la ricezione di una vasta gamma di frequenze, da onde lunghe fino a microonde, ed è utilizzato da radioamatori e appassionati di radio per monitorare diverse bande di frequenza. Un individuo con intenzioni illecite potrebbe utilizzare un ricevitore come il Yaesu VR120 per diverse attività poco etiche o illegali, tra cui 1. Intercettazione di comunicazioni private. Potrebbe tentare di ascoltare comunicazioni non destinate al pubblico, come conversazioni su reti radioamatoriali, frequenze di sicurezza o comunicazioni aziendali. 2. Monitoraggio delle forze dell'ordine. Potrebbe sintonizzarsi sulle frequenze utilizzate da polizia, pompieri e altri servizi di emergenza per ottenere informazioni riservate o per evitare di essere individuato. 3. Spionaggio industriale. Potrebbe utilizzare il dispositivo per intercettare comunicazioni aziendali riservate, al fine di ottenere informazioni strategiche o sensibili. 4. Evasione della sorveglianza. Monitorare le frequenze utilizzate dalle forze dell'ordine per evitare operazioni di sorveglianza e di arresto. 5. Disturbo delle comunicazioni. Anche se il VR120 è un ricevitore e non un trasmettitore, un individuo potrebbe usare le informazioni ottenute per disturbare le comunicazioni altrui tramite altri mezzi. È importante sottolineare che queste attività sono illegali e possono comportare gravi conseguenze legali. Le leggi sulle intercettazioni e sulla privacy variano da paese a paese, ma generalmente vietano l'ascolto non autorizzato di comunicazioni private. Capisci? Ieri Sebastiano ha anche tirato fuori dallo scatolone dei desideri un cuscino dicendo che è quello che usava Liliana. Peccato che senza fodera quel cuscino non serve a niente. Se ci fossero state tracce, sarebbero state prevalentemente sulla fodera. Le forze dell'ordine hanno controllato i consumi elettrici dell'egregio studio laboratorio di via Donatoni 36E, adesso vi faccio vedere pure cosa è emerso. Hanno controllato anche le abitazioni di Sterpin e figlie, ma non hanno controllato la casa di Sebastiano in via Verrocchio.
Sono stati anche poi controllati i metadati della GoPro e siccome si leggeva che le registrazioni erano del 14, è stato sentenziato che le registrazioni erano sicuramente del 14, senza però prendere in considerazione l'ipotesi che quella data e quell'orario potessero essere manualmente modificabili. Tutti voi ricorderete sicuramente Sherlock Holmes, Agatha Christie e tanti altri, quando l'indizio costruiva una ragnatela di prove che poi andavano a incastrare il colpevole, ma oggi tutto è cambiato. Nel momento in cui fu condannato Antonio Logli, il marito di Roberta Ragusa, ci si chiese se fosse giusto condannare una persona senza aver ritrovato il corpo e tanti stati al mondo non assegnano il massimo della pena in assenza del corpo, proprio perché il corpo è la prova regina, quella che chiude il cerchio, quella che dà le certezze. Ma in Italia adesso non è più così. Pensavamo che il ritrovamento del corpo di Liliana servisse a qualcuno a intascare i soldi dei suoi conti correnti e invece no, serviva semplicemente a qualcuno per evitare di finire dentro. Infatti in assenza del corpo determinate prove indiziarie avrebbero potuto sicuramente portare il marito di Liliana Sebastiano a essere indagato, ma grazie al corpo ciò potrebbe non accadere. Così il consulente di parte generale Garofano ci fa sapere che la Cattaneo, quella che disse che Cucchi era morto di fame, sta percorrendo la strada che porta dritta al suicidio. Quindi in questo mondo la logica e l'evidenza non servono più a niente, le indagini indiziarie non servono più a niente perché la Cattaneo è superiore alla logica, all'inerzia e a tutte le leggi che regolano questo pianeta. Con questo nuovo modus operandi presto in Italia arriveremo al punto che la logica
e gli indizi conteranno solo se il corpo della vittima non viene ritrovato. Non si potrà più condannare nessuno in caso di ritrovamento. Chi segue la vicenda di Liliana dal primo giorno sa che il marito Sebastiano non fa altro che raccontare storielle che cambia di continuo. Una volta per molto poco si veniva condannati. C'era anche l'accusa grave di false dichiarazioni al PM, ma adesso grazie a Picozzi questo non accadrà più. Quando qualcuno nasconde la verità non è colpevole, è semplicemente smemorato. Naturalmente Picozzi è quello che si è venduto le dichiarazioni di Rosa e Olindo, le dichiarazioni private che erano state rese a lui, perché lui aveva garantito che grazie a quelle loro avrebbero avuto una sorta di infermità mentale. Dobbiamo tutti ringraziare Trieste, perché grazie a Trieste è stata riscritta la giurisprudenza sia dal punto di vista delle indagini che dal punto di vista testimoniale. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.